Le temperature di questi giorni e l'arrivo di Caronte con molta probabilità segneranno giornate di storico caldo per la Sicilia, nella quale sono previsti picchi mai registrati, che nelle zone interne potrebbero raggiungere addirittura i 47 gradi. E allora via alla ricerca di consigli che possano permetterci di superare questo periodo che pare non sia breve. E le strategie per combattere il caldo sono tantissime, dall'utilizzo di abbigliamento in colori chiari all'evitare di uscire fuori di casa nelle ore più calde, spostare lo jogging nelle ore più fresche e porre massima attenzione alla consumazione e conservazione dei cibi che con forti sbalzi termici potrebbero avariarsi velocemente. E poi, uno su tutti, bere acqua, tanta, che è l'elemento fondamentale capace di mettere il corpo nelle condizioni di sopravvivere alla calura. E fin qui va bene per gli umani, ma il pensiero in queste ore calde deve andare anche ai randagi che non hanno un rifugio nel quale poter trovare refrigerio e acqua alla quale abbeverarsi. E dunque bisogna anche rivolgere attenzione a questo aspetto e perciò sollecitiamo quanti possono a porre qualche contenitore pieno di acqua per strada da offrire ai randagini, che deve però essere ben pulito e sterilizzato per evitare che, anche se pare che i rischi siano molto limitati, possano contrarre infezioni e malattie.